Oltre 1.200.000 casi accertati di coronavirus nel mondo. Gli Stati Uniti attendono il picco e contano 1.200 vittime in un giorno. A Wuhan è ripartito oltre il 90% delle imprese. La Spagna pensa a test di massa sulla popolazione. Ce ne parla la corrispondente da Pechino, Giovanna Botteri. La Spagna stremata piange, altri 637 morti, sono più di 13.000 dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Madrid, la regione più colpita, la capitale appare irriconoscibile, deserta e impaurita. Eppure nella tragedia gli spagnoli cominciano, come i vicini italiani, a intravedere la luce. Il numero dei decessi è il più basso in 13 giorni e le nuove infezioni stanno calando. E in Francia, anche se ancora in piena emergenza, ci sono segni incoraggianti. In calo anche in Germania, che ha raggiunto quota 110.000 con il più basso tasso di mortalità europeo, mentre in Austria, dove è obbligatorio l'uso della mascherina, il 14 riaprono i piccoli negozi. L'onda della pandemia potrebbe tornare in Asia, dove il Giappone sta per dichiarare lo stato d'emergenza per un mese, a Tokyo e in altre 6 prefetture, a Singapore, che da domani bloccherà ogni attività, in Corea del Sud, dove 51 persone guarite sono tornate positive. Le misure di contenimento verranno mantenute anche in Cina, eppure a Wuhan l'attività produttiva è ormai ripartita al 90%. Con 340.000 casi e 10.000 morti, gli Stati Uniti si preparano ad affrontare la settimana più drammatica della pandemia, una tragedia paragonabile solo all'attacco di Pearl Harbor, inizio della Seconda Guerra Mondiale, o all'11 settembre. E ancora una volta New York, travolta dall'epidemia, si trova in prima linea, senza mezzi, contro un nemico terribile. 500 anni